dove per un errore del sistema software della banca Gianni Sartor, noto per essere l'animatore del Movimento per l'Autonomia del Friuli, ha visto il suo conto corrente diventare improvvisamente attivo per 1 milione di euro, 2 miliardi delle vecchie lire più o meno. Francesca Pasutta ha raccolto il suo sfogo, la sua incredulità e soprattutto il rammarico di non essere un novello Paperon dei Paperoni. Vediamo il servizio. Come vivere milionario o meglio miliardario si è riferito alla vecchia lira, felice e contento ma solo per lo spazio di mezza giornata. Accade a Zoppola, ridente località della provincia di Pordenone, dove il Paperon dei Paperoni per una manciata di ore è Gianni Sartor, esponente del movimento autonomista friulano. Gianni Sartor l'altra sera, controllando il suo estratto conto bancario online, si è accorto che un'operazione di investimento da 10.000 euro era diventata un saldo attivo di 1 milione di euro, 2 miliardi della vecchia e tanto cara liretta. Invece di avere 10.000 euro di un titolo me ne sono trovati 1.376.000. Sono sobbalzato sulla sedia, poi ho scoperto anche che la cosa aveva interessato centinaia di clienti. Se io mi fossi trovato a casa a Befera o Monti col piattino, cioè mi veniva come minimo un infarto, credo, no? Tantissime persone mi hanno detto: perché non le hai cassate e sei scappato? Presa carta e penna, Sartor ha scritto alla sua banca, un grande noto istituto di credito del Friuli Venezia Giulia, e ha chiesto chiarimenti. Detto fatto, nel giro di poche ore sono arrivate scuse e informazioni, si è trattato di un errore. Replica Sartor: e se il fisco mi dovesse chieder conto di quel milione di euro arrivato e poi sparito nel nulla, crederanno all'errore? Intanto, come Paperon dei Paperoni, che ha conservato il suo primo cent guadagnato e messo sotto una teca di vetro, Sartor ha deciso di incorniciare la stampata dell'home banking che per mezza giornata lo ha decretato milionario. Guardarla sarà come assaggiare un cocktail alla moda sotto una palma di un'isola esotica, come fanno i veri milionari. Bene, adesso vediamo gli altri fatti della cronaca nelle brevi di TV7.